Ad Agrigento il Comune, la Fondazione Teatro Pirandello e il Parco della Valle dei Templi presentano la nuova stagione artistica con un cartellone unitario tra i due enti, spettacoli al Pirandello e al Palacongressi. Anche quest'anno la governance della Fondazione Pirandello, quando ce n'è la possibilità e quando ci sono prodotti di livello, vuole mettere Agrigento prima di ogni cosa. L'abbiamo fatto l'anno scorso, dando l'avvio alla stagione teatrale con un'opera targata Agrigento, cioè mi riferisco al Todomodo di Sciascia. Quest'anno ripetiamo la stessa operazione, abbiamo voluto cogliere una grande opportunità. Nel 2024 ricorre il 50° anniversario del debutto e della prima messa in scena di un'opera di un agrigentino tanto amato e compianto. Sto parlando di Tony Cucchiara e sto parlando del suo musical Caino e Abele, e sarà proprio il Caino e Abele di Tony Cucchiara ad avviare la stagione teatrale del Pirandello, che farà da apripista poi ad Agrigento Capitale della Cultura 2025. Dopodiché oggi c'è un'altra operazione importante, una grande novità, e cioè quella di vedere due istituzioni culturali pubbliche, Fondazione Teatro Pirandello da una parte, Parco Archeologico Valle dei Templi dall'altra, che decidono di lavorare insieme e che in maniera concertata e condivisa finiscono per presentare un'offerta appunto concertata e condivisa. Penso che fra quelle che ho fatto, parlo delle stagioni, credo che questa sia la più variegata, la più interessante, la più ricca, sia a livello di partecipazioni artistiche che a livello di prodotti proposti. Infatti, a parte l'inizio, che è un grande omaggio al nostro Tony Cucchiara, dovuto e doveroso, con il Caino e Abele, poi per il resto abbiamo tutta una serie di opere importanti con artisti come Sergio Lubini, Flavio Insinna, Paolo Calabresi, Alessio Boni, Francesco Pannofino, insomma una stagione veramente, ne dimentico sicuramente qualcuno, veramente di qualità, e che in questo discorso che stiamo portando avanti comunque soddisferà il pubblico, oltre quello più esigente, anche il pubblico che giustamente dopo giornate di lavoro viene al teatro anche per svagarsi. Il cartellone è molto ricco, ambizioso, e ringrazio per questo Francesco Bellomo, il direttore anche Salvo Prestia e l'intero CDA del teatro. E sì, quest'anno c'è la novità che faremo un cartellone congiunto anche col Parco Archeologico, quindi ci saranno degli eventi oltre qui al Teatro Pirandello, anche al Palacongressi, e ringrazio anche per questo il direttore Sciarratta e Gaetano Aronica. Quest'anno ci sarà un piccolo rincaro per quanto riguarda gli abbonamenti, che da 200 euro passeranno a 230 euro, però avremo uno spettacolo in più sul cartellone, quindi non più 10 proposte ma 11. Questo per venire incontro un po' alle esigenze della logistica e dell'organizzazione, che ahimè sono sempre più onerose. Da oggi è possibile rinnovare gli abbonamenti per i vecchi abbonati. Questo diritto di prelazione sarà fino a fine mese e dal 1° di ottobre si potrà accedere anche ai posti occupati dai vecchi abbonati. Una rassegna teatrale importantissima con nomi di altissimo livello che, a mio modesto parere, è all'altezza di questo prestigioso teatro. È un cartellone importantissimo, si apre con Caino e Abele, un omaggio al nostro concittadino Tony Cucchiara, ci sarà Pirandello e molti artisti di livello internazionale, Flavio Insinna, La Finocchiaro e tanti altri. È un cartellone abbastanza variegato, quindi la novità è tra l'altro l'incontro con l'ente parco, quindi ci saranno questi due tempi della cultura che si collaboreranno. Bene, speriamo che tutto vada nel migliore dei modi.